Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una diciannovenne in villeggiatura a Lignano con la famiglia. La ragazza, la notte tra il 14 e 15 luglio scorsi, stava dormendo nella sua stanza quando si è svegliata di soprassalto, trovandosi faccia a faccia con un uomo che la stava palpeggiando nelle parti intime. La giovane, terrorizzata, ha iniziato ad urlare, svegliando i genitori che dormivano nella stanza accanto e mettendo in fuga il malvivente, è entrato nell'abitazione per mettere a segno un furto. Passato lo shock iniziale, la diciannovenne ha chiamato la polizia, alla quale ha fornito una descrizione dell'aggressore. Gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce, concentrando le ricerche in particolar modo nella zona di Lignano Pineta. In poco tempo sono riusciti a trovare il presunto responsabile, un quarantenne italiano, che è stato portato negli uffici di polizia dove la vittima lo ha identificato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per violazione di domicilio, violenza sessuale e furto. Il GIP ha concesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che è stato condotto nella casa circondariale di Udine. Nel frattempo la diciannovenne è stata assistita psicologicamente dagli agenti, in particolar modo da una poliziotta che è stata accanto alla ragazza aiutandola a riprendersi dal trauma vissuto. Il padre della giovane vittima ha voluto ringraziare l'agente per il sostegno dato alla figlia, facendole recapitare un mazzo di fiori.